Salve, tifosi del Napoli. Un altro aggiornamento in diretta da Sky Sport 24 sui movimenti del Napoli nel mercato dei trasferimenti. Se volete sapere come il club sta costruendo la rosa per la stagione 2024-2025, sotto la guida di Antonio Conte, lasciate il vostro like e iscrivetevi al canale per non perdervi nemmeno un dettaglio. Durante la sua missione a Londra, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha lavorato sodo per chiudere un accordo con il Brighton per l'ingaggio di Billy Gilmour. Il giovane centrocampista scozzese, che è stato uno dei principali obiettivi del Napoli, è sempre più vicino a vestire la maglia azzurra. Il Brighton, però, è stato rigido nella trattativa, costringendo il Napoli a soddisfare le sue richieste economiche. L'affare dovrebbe concludersi per 12 milioni di euro, con altri 3 milioni di bonus, per un totale di 15 milioni di euro per assicurare il trasferimento di Gilmour. Billy Gilmour è noto per la sua eccellente visione di gioco, la precisione dei passaggi e la capacità di controllare il ritmo del centrocampo. A soli 23 anni, ha già dimostrato il suo valore in Premier League e potrebbe diventare un elemento chiave nello schema di Antonio Conte. Gilmour offre al Napoli un'opzione dinamica a centrocampo, capace di giocare sia in fase difensiva che di costruzione di azioni d'attacco. L'arrivo di Gilmour rafforza l'impegno del Napoli a costruire una squadra competitiva per la prossima stagione. Con lui, il centrocampo della squadra guadagna in qualità e profondità, essenziali per affrontare le sfide che ci attendono nelle competizioni nazionali ed europee. Un altro grande talento si unisce al Napoli. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questo affare e su altri movimenti nel mercato dei trasferimenti. Allora, tifosi, cosa ne pensate di questo ingaggio? Gilmour farà la differenza nel centrocampo del Napoli? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Non dimenticate di mettere mi piace al video, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per seguire tutte le novità sul mercato dei trasferimenti. Forza Napoli e alla prossima!